Devo ammettere che mi sarei aspettato un po' più di attenzione da parte del Consiglio regionale su questo intervento di modifica, perché è una legge, un progetto di legge con il quale proviamo ad intervenire direttamente in uno dei comparti dal punto di vista economico più importante di questa regione, che può vantare il bacino termale più non solo grande ma anche economicamente più importante d'Europa. E invece devo dire che in questo progetto di legge si è scelto in realtà di intervenire solo parzialmente in questo comparto, deludendo, bisogna anche ammetterlo, una serie di aspettative che si erano generate rispetto a questo intervento legislativo, perché in realtà il progetto di legge che ci sottoponete è un insieme di interventi parziali, in molti casi corrispondono a meri adeguamenti legislativi, alcuni interventi realmente necessari, su questo magari poi proviamo a tornare, alcuni che bonariamente potremmo definire utili, riferiti in particolar modo ad alcune questioni, ad alcuni aspetti di natura prettamente tecnica, e altri profondamente discutibili a mio giudizio, e mi riferisco in particolar modo all'impostazione esclusivamente privatistica che questo PDL ci trasferisce delle attività collegate alle acque minerali e termali. Da questo punto di vista io credo che sarebbe venuto a finire il tempo in cui possiamo limitarci a fare interventi parziali, annunciando all'interno delle relazioni che è però ora di fare un intervento organico, primo senza poi fare materialmente l'intervento organico, ma questo comprendo che ciascun consigliere ha il suo pezzo di responsabilità. Ma io credo che la gravità stia nel fatto che rispetto alla linea di indirizzo, di prospettiva, di proiezione che questo intervento organico dovrebbe contenere non si dica nulla. E questo lo dico perché ci sono alcune questioni dirimenti che riguardano in particolar modo il comparto termale, su cui non basta semplicemente annunciare la volontà di intervenire, ma sarebbe anche maturo il tempo per dire in quale direzione si intende costruire una proposta di riforma. Questo perché, ma sono certa di non doverlo spiegare ai colleghi in quest'Aula, il comparto termale in particolare, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista economico, ha vissuto in questi ultimi decenni delle modificazioni, delle trasformazioni profonde, e la legislazione regionale in questo comparto è assolutamente inadeguata alla modernità e dunque anche alla capacità di creare prospettiva per questo comparto. Del resto, che il settore termale non sia uno dei settori prioritari di questa amministrazione regionale, per capirlo basta raccontare il percorso non lineare che è avvenuto in questi anni al netto della sindrome di Annuncite di cui parlavo prima. Dicevo, il percorso non lineare che la Regione del Veneto ha sempre perseguito nella costruzione di una struttura normativa in grado di generare certezza e quindi prosperità a questo comparto. La prima volta che la Regione del Veneto interviene per normare l'utilizzo e lo sfruttamento della risorsa termale è il 1975, anno in cui probabilmente lì sì, con una certa visione di prospettiva, si è addirittura scelto di costruire una legge regionale esclusiva per il bacino termale euganeo, e sulla base di quella legge regionale ne è anche derivato un piano di utilizzo della risorsa termale del 1980, che è ad oggi l'unico strumento normativo, riferimento di pianificazione che ancora esiste in questa regione per quanto riguarda la disciplina delle terme. E il paradosso è che questa legge 40, che oggi proviamo ad andare a correggere in parti minimali, pur annullando, abrogando la precedente legge del 75, in realtà continua a vivere di quello strumento attuativo dell'80 che era il PURT, che era in riferimento alla legge abrogata, perché la legge 40 dell'89, sebbene abbia tra i primi articoli l'impegno dell'amministrazione regionale di definire un piano di utilizzo delle acque minerali e termali di questa regione,
Dal 1989 quel piano generale non è mai stato realizzato. E questo lo dico perché purtroppo l'utilizzo delle risorse minerali e termali non è l'unico comparto rispetto al quale l'impegno a pianificare in questa regione viene disatteso. E quando questo impegno disatteso si protrae per oltre 40 anni, capite bene che viene da pensare che o non ci sia la volontà di intervenire in questo settore strategico o non ci sia un'idea di come intervenire. E questo accade negli anni in cui il settore termale, ma anche delle acque minerali, si trova a dover affrontare il grande passaggio di incertezza dell'attribuzione delle concessioni, in quel grande, discrimine delle attività economiche che è stata la direttiva Bolkestein. Ecco perché io penso che se dagli anni 70-80 dell'attività legislativa di questa regione qualche segnale di vita e di interesse al settore termale è arrivato, io credo che oggi, a 40 anni di distanza, ci sia la necessità di normare quell'impianto legislativo. Perché, guardate colleghi, in questi 40 anni è cambiato tutto intorno a noi, è cambiata l'Europa, è cambiata l'assetto nazionale, è cambiato l'utilizzo della risorsa termale. Ciò che non è cambiato è la normativa di questa regione. E allora citerò davvero solo 3 di quelle che sono le questioni non affrontate, a mio giudizio, in questa manovra di modifica, e poi mi riserverò magari nella fase di valutazione articolo per articolo per i pareri sull'emendamento di entrare un po' più nello specifico. Però affronterò queste 3 questioni in maniera, spero si colga, il più possibile laica, cioè cercando di porre degli elementi alla discussione che spero possano essere propedeutici ad un intervento normativo futuro più organico, io penso anche più utile al comparto. Allora, la prima grande questione è il cosiddetto ruolo del pubblico, cioè che lettura noi vogliamo dare alla realtà che è sotto i nostri occhi e quale pensiamo possa essere l'interesse e l'intervento del pubblico dentro un comparto strategico come quello termale. In questa proposta di legge c'è un elemento che cambia radicalmente l'impostazione da questo punto di vista, che però ovviamente è un semplice recepimento di una normativa nazionale che peraltro è datata di qualche anno, perché stiamo parlando della legge di bilancio del 2018 dello Stato, che però segna un punto fondamentale. In quella legge di bilancio si stabilisce un principio che peraltro ad anni di distanza non è mai stato contestato dalla Commissione europea e quindi possiamo auspicare, pensare, immaginare che sia anche stato accolto, che le concessioni termali, a differenza di altri utilizzi di beni pubblici, possono essere sottratti alla procedura di evidenza pubblica. E questo perché la direttiva Bolkestein, o meglio il decreto legislativo che recepisce quella direttiva europea, consente alcune deroghe e i servizi sanitari sono inclusi espressamente tra le deroghe previste. Questo meccanismo, che sta dentro la direttiva Bolkestein e che per la prima volta lo Stato nazionale ha acquisito nel 2018, ci sta dicendo che il centro della nostra discussione all'interno del riferimento alle concessioni termali è la funzione pubblica che i presidi sanitari termali offrono ai territori. E io credo che questo dovrebbe essere il punto di partenza da cui noi cominciamo una discussione, e non a caso il successo del bacino termale euganeo, cioè del più grande bacino termale d'Europa, nasce e si consolida negli anni esattamente perché è stato in grado di costruire una sinergia positiva tra pubblico e privato.
cosa che ad esempio non è avvenuta in altri comparti termali del nostro Paese. Io rimango convinta che questa sia l'impostazione giusta, cioè che sia necessario costruire un sistema termale regionale in cui si definisca una collaborazione tra pubblico e privato, perché certamente è importante l'attività imprenditoriale che dietro la coltivazione delle acque minerali o termali esiste, senza però mai dimenticare che le concessioni termali svolgono una funzione pubblica fondamentale legata al fatto che le prestazioni termali sono riconosciute dal sistema sanitario nazionale e inserite dentro i LEA. Allora io credo che l'impostazione che si è voluta dare con questa proposta di modifica, e cioè di delegare completamente all'imprenditoria privata, al business, anche la politica che riguarda le scelte sul termalismo in questa regione, credo sia sbagliata, perché contraddice in origine, nelle fondamenta, lo spirito attraverso il quale si era riusciti ad ottenere la deroga all'applicazione della direttiva Bolkestein. Cioè io non posso dire che posso accedere alle concessioni termali senza bando di gara perché riconosco a quella concessione una finalità pubblica e poi pensare di poter delegare l'esercizio di quella finalità pubblica esclusivamente al privato, ma è sbagliato anche perché depotenzia il ruolo della politica di guida, di sviluppo dei processi, di territori che sono intrinsecamente legati alla funzione termale, perché mai nulla come il turismo termale è una finalità certo economica, ma altrettanto certamente connessa in maniera imprescindibile ad un territorio. E infine perché, guardate, questa impostazione finisce per regalare un vantaggio competitivo ad alcune imprese, quelle che operano nelle terme, rispetto ad altre, quelle che operano ad esempio nel settore minerario di altro genere. Quindi diciamo che la prima contestazione, o meglio la prima discussione che vorrei innescare rispetto a questo PDL è questo, cioè qual è il ruolo della pubblica amministrazione, delle amministrazioni locali, dei consorzi tra pubblico e privato che noi possiamo immaginare essere strategici nello sviluppo del termalismo regionale. La seconda grande questione che scompare da questo progetto di legge, se non fosse per un intervento inserito in commissione, rispetto al quale poi dirò qualcosa, è il tema della geotermia. Anche questa grande questione, ovviamente non facilmente risolvibile da una modifica attraverso uno strumento ordinamentale a una legge datata, però una discussione sul punto andrebbe innescata e guardate che la soluzione che ci proponete legislativa in questo PDL è assolutamente inadeguata alla grandezza della sfida. E ricordo che il tema della geotermia, che naturalmente andrebbe sostenuto con un intervento generale, con una legge adeguata, è competenza regionale. E io mi chiedo come si può pensare di essere una regione all'avanguardia se siamo poi gli ultimi della fila che sono in grado di adeguare la propria normativa rispetto alle grandi questioni del futuro. Ecco, io credo che anche sull'ambito della geotermia, il riferimento alla risorsa termale, il tempo dell'attesa sia anche terminato, sia arrivato il momento di decidere, sapendo che in questo momento l'utilizzo geotermico della risorsa termale è sostanzialmente precluso da una previsione del 1975, che all'epoca aveva la funzione di preservare la risorsa in una fase storica in cui la geotermia non si conosceva e non si praticava e in cui la preoccupazione principale del legislatore era tutelare l'assetto idrogeologico di quei territori rispetto al fenomeno grave, pesante e pericoloso della subsidenza, ma che oggi, nel 2021, andrebbe rivisto, riragionato, rivalutato. Ecco, io credo che il fatto che ci sia una impossibilità di estrarre acqua termale se non attraverso il vincolo unico del suo impiego per le finalità sanitarie e terapeutiche
per quanto riguarda il bacino termale euganeo non sia più un dogma, non sia più un assioma e sia necessario discuterlo. Io credo che non affrontare questo tema oggi dentro questo progetto di legge o quantomeno dentro questa discussione sia appunto un'occasione persa che questo Consiglio regionale lascia passare. E infine vado a chiudere, Presidente. Io vorrei che questa discussione affrontasse in generale il grande tema che c'è sullo sfondo di questo progetto di legge, e cioè qual è il futuro delle prestazioni termali sanitarie, qual è il futuro del termalismo in questa regione. Le cure termali hanno vissuto in questi ultimi 20 anni una modifica profonda, radicale. Le stesse imprese termali hanno tentato e stanno tentando da sole di costruire le condizioni per poter comunque essere competitive in un mercato davvero complicato. Ecco, io penso che snellire le procedure, come proviamo a fare in alcuni passaggi di questa legge, consentire alle strutture tecniche anziché alla Giunta di impiegare un po' meno tempo a dare un'autorizzazione, da questo punto di vista non sia sufficiente. Io credo che oggi ciò che chi si occupa di terme in questa regione ci chiede non è soltanto la semplificazione ordinamentale, è un'idea di futuro per questi territori e per questo comparto, è un investimento che questa regione dovrebbe fare, ripeto, in uno dei comparti economici più importanti della nostra regione. Ricordo che il turismo termale, dopo quello balneare, è quello che presenta le maggiori performance positive in termini di presenze turistiche, e oggi la regione del Veneto è in ritardo rispetto a ciò che altri territori e altre regioni hanno fatto, pur potendo contare su un patrimonio di qualità grandemente inferiore a quello della nostra regione. Chiudo davvero cercando di richiamare l'attenzione del relatore, della Presidente di Commissione, che a mio giudizio ha avuto un'intuizione giusta quando ha pensato di scorporare le norme dell'ordinamentale per costruire uno strumento ad hoc per questo provvedimento. Io l'ho condivisa quella scelta, e però bisogna andare oltre, io credo in questo momento, se non almeno dal punto di vista normativo, dal punto di vista della discussione tra di noi. Credo che la Regione del Veneto in questo come in altri settori non possa più accontentarsi di essere dotata, di aver avuto la fortuna di avere le risorse migliori, perché anche la persona più fortunata, se su quella fortuna non fa un investimento, finisce male. Io penso che a 40 anni di distanza i tempi siano maturi per intervenire in un settore che aspetta risposte e farlo in maniera innovativa e coraggiosa. Confido che anche dalla discussione di oggi questo percorso possa fattivamente iniziare.